saluto e benvenuti dalla Stera Azzurra, dove l'Alitalia affronterà la Lazio per questa quarta giornata di Serie A Lega Calcio a 8. In avanti subito l'Alitalia con Calvo, il lancio lungo, il colpo di testa, la parata del portiere. Saladino gestisce il pallone, Saladino, il sinistro, palo pieno. Il lancio lungo a cercare Androccioli fa la sponda, arriva Fini, il colpo di testa e l'1-0 di Fini. Passa l'Alitalia sulla Lazio, il gol di Fini, perfetta la sponda di Androccioli per l'1-0 dell'Alitalia. Rimessa laterale in favore dell'Alitalia. A cercare Franci si coordina con il destro ed è il 2-0 dell'Alitalia. Franci, un diagonale perfetto che batte il portiere biancoceleste, 2-0 all'Italia. Saladino gestisce il pallone, serve Clammetti si gira, ancora verso Saladino, il sinistro ed il 3-0 dell'Alitalia porta la firma di Saladino, triangolazione con Clammetti e 3-0 all'Italia. Punizione per i biancocelesti, pallone verso Scatolini, il sinistro ed è un gol pazzesco di Scatolini che accorcia le distanze, 3-1. Rimessa laterale per la Lazio, Midolo verso Scatolini si accentra con il sinistro, palla al lato. Pallone in avanti, Nanni, il sinistro, la parata del portiere. Avanti la Lazio, pallone verso Midolo si gira con il destro, pallone fuori. Punizione per i biancocelesti a servire Rizzo si allarga, il sinistro, palla al lato. Azione dell'Alitalia in avanti, parte il numero 8, ne fa secco uno in mezzo, Androccioli, grande risposta del portiere. Gestisce il pallone Striani pasticcia, lo perde, la riconquista Clammetti con il destro fino in fondo, palla al lato. Fallo laterale in favore dell'Alitalia quando mancano pochi secondi alla fine del match. Gestiscono il pallone gli uomini dell'Alitalia sul calcio d'angolo. E il fischio finale arriva in questo momento. L'Alitalia schianta la Lazio 3-1, prima vittoria stagionale. Sì, oggi ci servivano assolutamente 3 punti fondamentali, ci siamo riusciti, contenti e continuiamo a testa alta, pensando partita dopo partita, cercando di vincerle tutte. Gran gol, però ci si fa poco perché hai aperto parzialmente. Solito primo tempo così, il gol resta una cosa mia, spero di farne altri con vittoria, dai. I portieri qui sono forti, il livello è alto, dobbiamo capire che il primo tempo come la Roma non si può fare, ragazzi. Il primo tempo sempre blandi, molli, andiamo sotto 3-4 gol e poi proviamo a giocare.